Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Image. La bonifica idraulica nella regione Veneto. Ben ritrovati, Cronache Trevigiane. Oggi ha deciso di parlarvi proprio di bonifiche. Noi sappiamo che dal 6 dicembre è cambiato molto il mondo della bonifica in Veneto, un ruolo però che continua ad essere importante soprattutto per le zone di pianura, giusto? Il Veneto è una regione che qualcuno ha addirittura fatto assomigliare a quella che è l'Olanda, una struttura con una portata di 20.000 canali e 400 macchine idrovore che vanno a muovere praticamente dalle nostre montagne fino alla laguna tutta l'acqua necessaria per poter o irrigare o strategicamente evitare i rischi idrologici. È una delle regioni più a rischio e più pericolose che ci possono essere all'interno, della nostra nazione, però è stata da tanti anni curata. Il nuovo demando che hanno questi consorzi di bonifica non è più solo quello di pulire eventualmente i fossati e tutto quello che era collegato, ma è un demando completamente nuovo che è anche quello di prestare attenzione a quelle che sono le bonifiche al fine di curare il territorio anche dal punto di vista visivo, per cui collegato a quello che può essere l'ambiente turistico del nostro paese. Hanno delle competenze nuove in quanto tutto quello che può essere sfruttato a livello di bioenergie dopo aver sottratto da parte dei canali che vengono ripuliti dagli scoli può essere utilizzato in aziende che abbiano voglia di inserirsi in questo settore e soprattutto portare a casa risultati in un momento così critico economicamente, ma soprattutto parte del territorio completamente sotto ambiti di siccità, parte del territorio sotto ambiti di rischio idrologico. Dobbiamo cercare di accomunare queste cose tentando di capire dove serve l'acqua per irrigare e non perdere terreni agricoli e operosità della nostra gente. Dobbiamo prestare ben attenzione al rischio idrologico, soprattutto adesso che si andranno a fare grandi opere come la Pedemontana, Romea Commerciale, Veneto City, eccetera, eccetera, che logicamente possono anche apportare dei benefici, ma che andranno ad impattare, ripeto, su un territorio molto delicato e che bisognerà prestare tanta attenzione alla loro opera, alla loro fattibilità e a tutto quello che concerne tutto questo. Ecco, uno studio fatto con l'aiuto dell'Università di Padova, con un grosso investimento della Regione Veneto e che non resterà, una pubblicazione. Tutto questo deve essere di monito assolutamente per l'uomo, per i nostri ragazzi, per la nostra gente, per cercare di fare in maniera che ognuno abbia cura del proprio pezzo di terra, del fossato antistante alla propria abitazione e di tutto quello che può essere il rischio della nostra regione. Solo in questa maniera noi cercheremo e faremo in maniera di poterci salvare da tutto quello che abbiamo visto per televisione in questi giorni, cose pericolosissime dove dopo ci vogliono tantissimi anni per poter recuperare quello che è stato fatto, interventi dove solitamente c'è la protezione civile e lì bisogna mettere in moto macchine, soldi e tutto quello che va dietro. Bisogna portare rispetto al territorio senza poter pensare che la mano dell'uomo possa certe volte sostituirsi alla natura. Noi la ringraziamo per averci introdotto così bene a questa giornata. Andiamo a vederci insieme il primo servizio di cronache trevigiane e poi tornate sempre qui da Legnaro, sede di Veneto Agricoltura, perché andremo a conoscere invece gli altri fautori di questo importantissimo progetto. La strada del Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco ha organizzato un interessante convegno dal titolo Arte Alimenti, Arte e Paesaggio, in concomitanza con le celebrazioni per il 500° della nascita del Giorgione. L'incontro a cui hanno partecipato celebri studiosi e professori di diverse università italiane si è tenuto nei locali della splendida Villa Emo, sede del Credito Trevigiano. Sentiamo il padrone di casa, il presidente di Credito Trevigiano, Nicola Di Santo. Sicuramente oggi arte, cultura e quindi 500° del Giorgione, l'anno scorso 500° del Palladio, mettere insieme la cultura attraverso il turismo, i prodotti locali, il territorio sono sinergie sicuramente vincenti, in cui una banca locale deve abbracciare queste iniziative per promuoverle, sponsorizzarle e soprattutto evidenziarle, pubblicizzarle all'esterno per dare ancora maggior risalto a quelle sono le nostre potenzialità di queste realtà storiche tradizionali. La strada del Radicchio, 3 percorsi che attraversano un territorio che abbraccia le province di Treviso, Venezia e Padova, città murate come Treviso e Castelfranco, borghi storici come Noale e Mirano, eccellenze artistiche e ambientali, luoghi tutti legati alla coltivazione del fiore che si mangia. Il presidente della strada del Radicchio, Iginio Zugno, ci spiega quali sono le potenzialità turistiche della strada del Radicchio. La strada del Radicchio
è sicuramente privilegiata per la quantità di territorio e in particolar modo la zona, diciamo, al lato nord del primo percorso, il Sile, che di per sé ospita diverse possibilità anche di utilizzare lo sport, dove nasce il Sile, e quindi diciamo che il turista sicuramente trova la varietà di offerte, sia dal punto di vista, diciamo, dell'ambientamento, sia dal punto di vista, diciamo, del territorio. L'incontro è stato anche un'occasione per fare il punto sulla produzione di radicchio per l'annata 2009-2010. Ne parliamo con il direttore del Consorzio di tutela, Luca Giavi. La qualità sicuramente garantita da un inverno particolarmente rigido è altissima. Certo c'è stata qualche difficoltà dal punto di vista produttivo, nel senso che le piogge alternate alle gelate non hanno consentito un facile accesso né ai campi ai nostri produttori né poi in fase di imbianchimento per la realizzazione del prodotto finito. Questo in realtà, appunto, come ho detto prima, ha garantito un prodotto di altissima qualità. Sulla questione dei prezzi, diciamo che quest'anno possiamo dire che i nostri produttori hanno buone soddisfazioni. Presente al convegno anche la Regione Veneto, rappresentata dal consigliere regionale Amedeo Gerolimetto, che esprime soddisfazione per l'iniziativa organizzata sulla strada del radicchio con il sostegno di Credito Trevigiano. È una sinergia significativa e indispensabile, proprio perché sanno portare all'interno anche di quello che può fare il pubblico la determinazione e la concretezza che rappresenta invece il mondo del privato. Ed eccoci rientrati. Adesso andiamo a conoscere il professor Vincenzo Bixio, che mi dicono essere un grande esperto di idraulica e che ha seguito da vicino proprio per l'Università degli Studi di Padova questo progetto, questa pubblicazione. La prima domanda che voglio farle è questo. Oggi si parla di nuova bonifica del Veneto, ma come può la nuova bonifica coincidere con il nuovo Veneto? Con questo studio noi abbiamo suggerito una serie di provvedimenti che possono essere adottati per adeguare le esigenze di sicurezza idraulica del Veneto a quelle che sono le strutture idrauliche e inoltre in campo irriguo quelle che sono le necessità che devono essere perseguite per consentire una valorizzazione economica del territorio anche sotto l'aspetto dell'irrigazione. Uno studio che denota la lungimiranza della Regione Veneto e di Veneto Agricoltura proprio perché affronta tematiche, in maniera preventiva, tematiche che possono rivelarsi in futuro potrebbero essere dei grossi problemi. Noi abbiamo individuato con questo studio una serie di criticità e una serie di soluzioni corrispondenti per porvi rimedio, di cui sicuramente credo che le future amministrazioni possano far tesoro. Nel panorama invece dei consorzi di bonifica, questo tipo di studio e anche questo tipo di collaborazione, perché oggi ci sono anche loro, i rappresentanti dei consorzi, che tra l'altro vivono una nuova realtà, come potrà influire poi invece in quella che è la loro opera, la loro azione nel territorio veneto? La loro opera nel territorio veneto potrà trovare riferimenti in questo studio attraverso un documento che questi enti dovranno redigere, che si chiama il Piano Generale di Bonifica. La Regione ha inteso effettuare questo studio proprio per fornire alle nuove amministrazioni già un'indicazione su come procedere abbastanza speditamente per individuare le soluzioni che riguardano i singoli territori del Veneto. Quindi questo sarà uno strumento per le nuove amministrazioni per arrivare a delle soluzioni in termini più rapidi di quelli che sarebbero stati altrimenti necessari. Noi la ringraziamo, professor Bixio, lei è stato davvero molto utile e molto chiaro nella sua illustrazione. Ci vediamo insieme il prossimo servizio di Cronache Trevigiane e poi ritornate qui per le conclusioni della prima parte in cui faremo parlare proprio il mondo dei consorzi di bonifica.